Ignazio Messina, segretario nazionale Italia dei Valori. Segretario, stamani qui a Firenze stiamo parlando di una proposta di legge per l'agricoltura, proposta di legge che viene dal basso. Certamente sì, Italia dei Valori raccoglie in tutta Italia, insieme alle associazioni degli agricoltori, una proposta di legge per cambiare la nostra agricoltura. Noi riteniamo che il settore agricolo sia determinante in Italia, ma nessuno ne parla, o meglio, parlano tutti delle fiere agricole, nessuno parla dei problemi degli agricoltori. Noi vogliamo occuparci di quello, ci sono aziende agricole in vendita perché massacrate dalle tasse, il carburante agricolo che costa tantissimo, i prodotti che non si riescono a vendere. Noi vogliamo intervenire su questo e poi intervenire in Europa, perché Europa anche qui è determinante per l'agricoltura italiana e però noi diciamo no con forza agli OGM, perché se vogliamo fare qualità contrasta certamente l'OGM con la qualità, quindi noi scegliamo la piccola azienda che fa qualità e non la grande industria che specula sul piccolo imprenditore agricolo. Questi sono i temi che vogliamo affrontare, l'obiettivo è unico, fare in modo che la nostra agricoltura ritorni a essere protagonista dell'economia e dello sviluppo del nostro Paese. Sono sicuro che insieme a tutti gli agricoltori italiani ci riusciamo. C'è stata un po' poca attenzione da parte dei governi che si sono succeduti al nostro settore primario. I governi hanno sempre approfittato di una cosa: gli agricoltori sono l'unica categoria che non può scioperare, perché scioperare un giorno non serve a nulla, scioperare tanto significa perdere un'annata e l'agricoltore sa che perdere un'annata non se lo può certo permettere. Di questo hanno approfittato i vari governi e si sono sempre disinteressati all'agricoltura, hanno fatto degli agricoltori soltanto elementi da campagna elettorale, ma poi finita la campagna elettorale non se ne sono più occupati. Ecco, noi vogliamo fare in modo che gli agricoltori italiani siano protagonisti e far capire al governo, ci stiamo confrontando anche col governo Renzi per far capire che l'agricoltura deve essere portata tra i primi posti dell'economia italiana, perché è quello che è il traino della nostra economia: buona economia, buona agricoltura. Possiamo anche farci sentire in Europa? Certamente sì, il nostro progetto è proprio quello, portare gli agricoltori italiani in Europa, portare gli interessi degli agricoltori italiani in Europa, innanzitutto le risorse destinate all'agricoltura che vengano ben distribuite e soprattutto utilizzate al meglio. Molte regioni le restituiscono e gli agricoltori non riescono ad andare avanti. Ribadisco no con forza all'OGM e la tutela del Made in Italy. Noi dobbiamo pretendere dall'Europa che il Made in Italy venga sicuramente tutelato, non al contrario che si facciano contratti con paesi come il Marocco che aprono le frontiere a produzioni scadenti e di bassa qualità che vanno in contrasto con le produzioni italiane. Se facciamo questo è chiaro che l'Europa a noi non serve. Noi vogliamo un'altra Europa, un'Europa diversa, un'Europa che metta al centro l'Italia. Noi vogliamo essere europei, non tedeschi, per dirlo chiaro.